Salta in palco, pensato per tutti, ma in particolare per bambini, preadolescenti e adolescenti che presentano difficoltà fisiche, ma soprattutto problemi relazionali. Sì, e anche problemi di autismo, quindi che interessano per circa un 30% dei praticanti e dei partecipanti a questa straordinaria iniziativa di rilevanza educativa e di socializzazione. Quindi ha un valore sociale notevole, ha una rilevanza politica, è il motivo per cui abbiamo voluto dare voce in questa sede del Consiglio regionale, nell'auspicio che le istituzioni colgano l'importanza di queste iniziative spontanee, perché qui non ci sono progetti preconfezionati, come dicevo prima, ci sono obiettivi per aprire le persone al confronto, alla crescita, in una scelta dove appunto il soggetto viene messo nelle condizioni di esprimere quello che ha dentro, non deve ricevere, deve cercare per portare all'esterno. Questo è straordinario. Salti in palco ha questa funzione, è una funzione, ripeto, anche nuova, per questo mi ha colpito particolarmente e quindi sia a Gianluca D'Alio che a Jessica Celeghin va il mio encomio, a tutta la squadra, perché come abbiamo sentito ci sono altri collaboratori, ha avuto un grandissimo riscontro nelle istituzioni e nelle associazioni e io sono convinto tra poco contaminerà coinvolgendo tutte le realtà venete che sono attente a questo problema sociale, che noi abbiamo già toccato per la verità con l'iniziativa presentata a marzo riguardante l'uso improprio, la tutela dei minori dall'uso improprio dei social media. Andiamo a teatro e lasciamo a casa il telefonino. Il progetto è nato nel 2017, è nato annuale con lo scopo proprio di creare uno spazio per bambini e poi per ragazzi libero per l'espressione, la creatività e lo sviluppo di tutte le capacità anche interpersonali. Noi abbracciamo un bacino ad oggi di 110 partecipanti, abbiamo un 30% di casi con delle fragilità sia relazionali ma anche alcune forme di disabilità e di autismo. Il teatro è lo strumento ideale, è lo strumento che ci permette di vivere in maniera comunitaria dove impariamo a rispettare anche gli spazi degli altri, i bisogni degli altri, impariamo anche a riconoscere i nostri bisogni e a costruire una rete per una crescita collettiva. Ha l'obiettivo di andare a lavorare sulla crescita personale di bambini, ragazzi e adulti, attraverso degli strumenti come quello del teatro, attività teatrali, ma che si mescolano ad attività educative, prese dal mondo della psicologia anche, che hanno appunto l'obiettivo di portare alla crescita, alla scoperta del corpo, della voce, della mimica, ma soprattutto di lavorare anche sulla relazione con l'altro. Il copione teatrale è frutto di una coralità, no? Non ci sono protagonismi. Sì, è frutto di una coralità e questa è proprio la vision che ha accompagnato da sempre me e Gianluca. Il teatro non visto come fine a se stesso, come produzione di una performance, come protagonismo, ma come un gruppo unito che si dà sostegno e che va in scena. Tutti insieme. Dove non arrivo io arriva il mio compagno, noi diciamo sempre dove non ricordo la battuta la può ricordare il mio compagno, aiutarmi e darmi modo di andare avanti.